Vicepresidente Bolzonello, quest'oggi siamo in un'azienda che va in controtendenza, mentre capannoni chiudono, qui si apre, si investe e si dà posti di lavoro e futuro anche a un territorio. AirBlue è un'azienda che ha 20 anni, che sa rinnovarsi, che sa innovare, che fa della parte tecnologica sicuramente uno dei vanti, ha appena informatizzato tutta la parte del magazzino, quindi della logistica. Sappiamo quanto importante sia oggi la logistica. La famiglia Presotto ha investito in modo significativo in questi anni e ne vediamo i risultati. 90 posti di lavoro sono un numero importante per questo territorio e soprattutto c'è futuro perché si sta continuando a fare ricerca, a proporre nuovi prodotti, a guardare a mercati. Questa è un'azienda che fa il 75% in Italia e il 25% all'estero, quindi ha ampi margini di crescita anche rispetto ai mercati esteri. Questo è anche il prototipo di quelle che sono le nostre aziende, della piccola e media impresa del nostro Friuli Venezia Giulia, dove l'impresa sa essere competitiva nel momento in cui innova e cambia pelle in continuazione e cerca sempre di migliorarsi sia dal punto di vista del prodotto che dal punto di vista del processo. Noi cerchiamo di aiutarli con bandi che si rendino possibile tutta questa parte innovativa. Lo abbiamo fatto anche pochi giorni fa con il nuovo bando sugli investimenti, altri 20 milioni di euro immessi sul circuito, e siamo convinti che il Friuli Venezia Giulia riuscirà ad approdare a nuovi spazi competitivi. Sono di ieri le notizie sui distretti industriali, sull'export, che vedono il Friuli Venezia Giulia ai massimi livelli nazionali con un'inversione di tendenza importante, e questo ci dà prospettiva e fiducia per il futuro.